bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a lot. Di tempo per noi è lì, eh? Cosa dici, Busci? Con la tua bella pallina, eh? Vediamo se il mio cagnolino è bravo. Ah, è bravo quel cagnolino che si è messo dove gli avevo detto io. Che poletta è sorda. Gatto. No, quello si sente sempre comunque. Cioè passa proprio ogni sordità. Ah, che bello il bagnetto del CP! Ma direi che l'abbiamo sfruttata quella doccia esterna, non è proprio una cacchiata nel camper, è una cosa bella. Non sono io che ti ho toccato la coda, non sono io, non sono stato io. Non sono stato io a toccare la coda. Il CP che come me si sveglia, si guarda in giro e dice: ma dove cazzo siamo? Ah sì, siamo ad Arta Terme, CP, sì, dove c'è quel pavimento che tu odi, questo qua. Vabbè dai, prova. Che c'è anche il tuo amico Merlo. Ormai lei è da casa, mi fa stalking, lei è sempre qua, guarda che misteri a cercare cibo. Eccola. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Eccola, porita. Io non sopporto sto pavimento. Il breakfast, magari non proprio quei suoni della natura, senti i misteri. Vedi, nel mio camper dei sogni, un roll bar in acciaio, così su tutte le finestre. Ma un camper, secondo me da 7-8 metri, ma massimo 8 metri, patente C ovviamente. So che bisogna essere miliardari, perché secondo i miei calcoli verrebbe minimo 200.000 euro, minimo. Ma io mi accontento del mio e sono felice. Sì, no, questa è della legna, no, non è il mio, perché il mio adesso non c'era. E qua abbiamo tutti i stranieri, i foresti, no? E fate pacchia qua, no? Che da voi non avete tutti sti aree camper gratuite, non potete fare a van life. Infatti farà van life in Slovenia e in Croazia. Da stare sempre attento al cueto, perché te al tipo che ti attacca multa da drio. Da qua si va in Canada. Ma beva è prima mattina. Sì, bici, no moto, no cavalli. Da fare. E il suretto che insisteva, fammi venire da qua perché aveva appena tagliato l'erba, che il can ho appena nettata, messo soddisfazione, ho fatto un giro, ho detto, dai, andiamo. Il can non aveva tanta voglia, ma andiamo, dai. No, ok, non sono cattivi, vedi, hanno messo no bici e cavalli perché cioè, ci sono dei punti proprio magari nascosti che effettivamente sono pericolosetti nel senso che a parte scivolosi e molto ripidi, ma ci sono rami nascosti, sassi, cioè ti inciampi praticamente, ecco quello è il punto. Certo che il nonetto del prima mattina una tagliata d'erba, porca miseria. E scusami cane, formivida foca. Giustamente, gentile pubblico, tu mi dirai, ma che sentiero è? Allora, questo qua inizia da dietro il campo sportivo, dalla parte alta dove c'è l'area camper, quindi proprio attacca all'area camper. Prima dei cancelli del parcheggio e il campo sportivo trovi tutti i cartelli, giri a destra e inizi questo sentierino che insomma se l'erba è tagliata è anche piacevole e sbuchi qua alla fonte termale. Fonte termale, che sia questa? Fammi vedere, a Spazzera qua, sì. A fonte termale, mentre cos'è il tagliamento? Ma che tagliamento, non sta a dir monai, questo è il torrente But. Oh, i giardinieri che mi stanno tagliando il giardino, bravi. Dai CP, dai su. Boh. Il secondo ufficio.
La sera in felpetta. Porco cane, c'è scritto tutto in furlano, non si capisce niente. Oh, la madonna. Sentierini appena giù dall'area camper, ce ne sono. Ah, porco cane, questo è un altro video. Ah, scusate, gentili pubblici, sono ad Arta Terme. Ah, bene, il sentierino dopo le terme a sinistra porta al ristorante del Vice, che ne parlano molto bene. E qui cosa abbiamo? Un ponte per continuare i sentieri. Vai, ho già cenato, andiamo per il ponte, no? Tiene, vero? Sì. Ok, sì, tiene. E quello lì nella strada ha tante recensioni positive, volevo provare. Il sentierino, un po' di montagna. Sì, poco, no? Allora, primo, serve Bacchetti. Secondo, vai a vederti la puntata dell'area camper di Arta Terme, perché è proprio carino, sai, come posto. In più sei attaccato all'Austria. Aggiungerei che qui ad Arta Terme, per la felicità dei bambini, ma forse anche la tua, c'è il museo del fossile, ok? Si chiama Mostra del Fossile, però vabbè, è un museo nel senso che è sempre lì, non è che inizia e poi finisce. Ok, allora i troi non sono le signorine, i troioni, no. I troi deduco che in Furlandia sono i sentieri. È anche grave perché Arta Terme è strapiena di bidoni piccoli e grandi e le immondizie, quindi queste cose un po' d'epoca. Il portone più che altro, vedi tu, un bel portone. Mi hanno ingannato, da lontano sembrava il campanile figo e lo è, ma invece la chiesa no. Da noi si dice una scarpa e un zoccolo. Ah, qua puntinare. Osserva sempre, vedi, gli antifurti, ok, quindi significa che rubano, quindi attento anche al camper. Ma sono bellissimi sti cartelli, a dir poco pittoreschi. Ricollegandomi alla puntata precedente, quella dove descrivevo l'area camper gratuita di Arta Terme, no, ti dicevo col cazzo che trovi posto, chi c'è qua, ci sta stanziale, ok, è mercoledì, perché anche io lo sto facendo, alla fine è già 2 giorni che sto qua. E è mercoledì, guarda, ci sono altri 6 camper fuori dall'area camper, no, più uno ce n'ha, 7 camper fuori dall'area camper, quindi 7 camper in più, ed è mercoledì, aspetta a te venerdì e poi sabato e domenica. In più, beh, è anche vero, tanti sono entrati e poi sono andati via, ok, quindi anche quello, diciamo che l'area camper, tra virgolette, scordatela, insomma. Ecco, io ho avuto fortuna nel senso che mi sono messo lì libera, avevo tutto il tempo di sta terra e Ermidio, molto gentile, appena si è liberato è venuto subito a chiamarmi, mi ha detto vieni a prenderti il posto, e ho preso il posto, hai capito? Probabilmente da vecchio vorrò sta roba qua, una specie di garage figo in legno pieno di pannelli fotovoltaici per mettere il camper, quindi un po' di saletta attrezzi, carico e scarico e figo, cazzo, bello. Vedi come tutti i sogni andare via in camper, il mio sogno è andare via a Cosorovecchio, in a casa. Mi sto pisciando addosso, non so se devo fino al camper e c'è uno dei camperisti là che guarda verso i piani, poi sta guardando la televisione come tutti i camperisti. Io povero. Queste vogliono sempre solo essere ispirazioni di essere in camper, cosa faccio domani? Ah sì, guarda sì, l'ho fatta a Macedonia, aspetta che faccio anche a me, che costa poco farla, no? Sono mancato al gatto dell'Alessia, al Tiger Cat. Ti chiamo io, che tipo, occhio, non chiamo più. Sì, arrivo. Eccoci qua, sì, che se tu non lo carezzi parte l'allarme dopo. Anche te. E una a te. Cosa sei? Cara, penso chiude gli occhi, cara. Oh, un cane, buongiorno. Ah, buongiorno signor cane. Guarda che misteri. Che razza di arachide, guarda che roba, guarda. Ah, te puoi avere un ristorante, non è? E te dici ai clienti, se non le bondi o mai in stesso, come te hai dammi? Mi ho detto meglio perché se no... Tal diabete. E potete pincere i biscotti con Nutella. Uno Un quando pacchetto? io voglia. Io mi credo tanto normale, no? Cioè io che osservo me stesso. Però guardo però in giro i paesi, cioè sono tutti che abitano dentro 4 mura. Cioè io sono l'unico, almeno qua nelle mie zone, nel raggio di centinaia di km, che vive in un camper. È strana sta roba, a parte i singani. No, l'ho pensata perché siccome è un cliente in zona, devo andare domani mattina, adesso sto andando a dormire di fronte alla mia casa vecchia, no?
perché magari non tutti sanno, io ancora 5 anni fa ho disattivato la corrente e l'acqua. Ho detto cazzo me lo fa fare, sto così bene in camper, no? Ma effettivamente ragionandoci, cioè analizzando proprio la pratica, io adesso con la mia fervidissima immaginazione, che è uno degli strumenti più potenti e utili che io abbia, mi sto immaginando a lavorare, perché adesso devo anche lavorare anche oggi pomeriggio, oltre ai lavori che ovviamente devo fare domani, è chiaro, ma che cazzo dico, e dentro, non so, in salotto dove avevo il mio studio e non avevo il clima, faceva caldo, Cece Cocò, e quindi vedi, alla fine, quanto ben sto in camper, o d'inverno, no, al calduccio, con 3 euro al giorno del GPL, ma neanche, manco dei 3 euro, perché 3 euro mi pago tutto il GPL, generatore, gas, frigo e tutto quanto. No, ragazzi, veramente, ogni tanto mi faccio sti ragionamenti, per capire un attimo. Un po' come quando ti guardi che vai per strada, dici ma sogno di sbagliare strada, sto prendendo la strada giusta, cazzo che se quella è giusta e manco per me. È ufficiale, quest'anno non soffro caldo. Sì, solo devo morire. Oh, aria calda, di roba, aria calda, per un forno. La family life. Tutto. Aia, questa è ustionante. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. Oh, biretta in riva al lago. C'è già freschetto. Questo posto mi fermavo sempre a mangiare con le morosette perché è tattico, vedi, vista lago. Lo stato guardando a me dove che siamo che non so. No, I won't do that. Some days it don't come easy. Allora un attimo di momento sensibilizzazione, c'erano i cartelli luminosi con scritto pericolo incendi, non gettare sigarette. Come abbiamo già detto nei video precedenti, quando eravamo in giro con l'e-bike a Pienezze e nei dintorni, probabilmente non tutti sanno, insomma con leggerezza magari buttano la sigaretta e in realtà insomma il più delle volte è quella la causa dell'incendio, no? Quindi per noi è un gesto normale. Cioè per noi, per voi, perché io non fumo più, è un gesto normale buttare la sigaretta così dal finestrino, no? Lo si fa con leggerezza, però attenzione che se lo si fa in certi contesti, al di fuori della città, della metropoli, si possono fare veramente dei danni molto grandi, quindi attenzione col discorso sigarette. Anche perché, permetto di fare una parentesi, magari uno dice ma la butto nell'asfalto, no, basta un po' di vento, qualcosa, guarda, la butta fuori e tac, ti va nel verde che è secco, c'è caldo, c'è l'aria secca e tutto quanto e prende fuoco in un attimo, hai capito? Singano ai file. I wanna love the Singano tonight. E il Singano, ma il cosetto. Alright, il Singano. Tutti voi Singano. Col Singano. E tutti love Singano tu. Piccolissimo viaggio dentro me stesso, queste strade, no, che da piccolo percorrevo per le prime volte col 125, i primi curvoni, le prime montagne, mi accendevano emozioni veramente grandi. Qui una volta una mega tempestata di pioggia, che siamo stati sotto qua finché non spioveva, non smetteva, dentro sta galleria,
E adesso vedi, le cose ti sembrano o normali o rotture di coglioni, no? Ok? Ma all'epoca invece, cioè, star là nel bordino con la moto, con le macchine che passavano i 200 all'ora, perché fuori pioveva, c'era tutto strano. Quindi è questo il viaggio in fondo, che le puntine prova a battere e ribattere, che tanti a volte non vogliono capire, non vogliono un cazzo andare al Polo Nord o in Uganda o che cazzo ne so io, sono solo cazzate, cioè sono pippe mentali, no? Sono sempre luoghi che tu sei qui o lì e sono una questione di numeri, di chilometri, ma ciò che invece tu dovresti inseguire è questa percezione della felicità, della gioia che a volte provi, a volte no, oppure una volta provavi e ora no. Quindi è lì che bisogna ritornare, è quello il posto dove noi dobbiamo stare, dobbiamo abitare, quello è il posto da scoprire. Ecco, guarda il fresco, senti, guarda gli alberi che si piega, guarda che bello, guarda lì tu, guarda l'erba, ah che bello il fresco, cambia il porco, chi sia qui? Che sia di guardare, 8 usati, guarda, via sto camper, non il suo, quello da Drio, sarà 8 metri. Sì, tranquillo 8. No, le parcheggiamo un po' nel mio. Più il carretto, però solo chi va nell'area, chi è stato nell'area camper di Valle di Cadore può capire come cazzo ha fatto con l'entrare. Cioè, vabbè, siamo bravi, ma cos'è 20 metri? È lunghezza, cioè, guarda dove che è il muso, guarda, là, che roba, un bilico, porca puttana. Anzi no, abbiamo la misura precisa, allora, perché di muso sono affiancati, uguali. Lui è lungo 6 metri, quindi guarda, tac e tac, 12 metri. Pensate, in arriva con 12 metri di roba in queste strade, con i tornantini e discese, tutto qua. E ho il coraggio, Dio caro. Caro diario, quella sera, che questa è adesso, ma quella quando poi tu me la leggerai, avevo deciso di fare un qualcosa di molto costoso, un qualcosa di really expensive, che è un giro in tutta calma fino a Cortina. Tu mi dirai cosa c'è di costoso? Sì, in termini economici credo 3 euro, tipo di abilità che mi prenderò, ok? Ma ti dico che il tempo, so che sembra una cosa trita e ritrita, lo so, ma il tempo non tutti possono permetterselo. Non è tanto il fatto di andare a Cortina, che ci vuole tipo un'ora andare, un'ora tornare, una roba del genere, è che io per questo giro ci metterò tranquillo, proprio come minimo 6 ore, siamo sulle 6-7 ore totali, quindi significherà pedalare, nonostante ci sia la e-Singano Bike, la bici elettrica, a una velocità molto lenta, perdona i rumori della strada che ogni tanto si avvicina alla strada alla ciclabile, in mezzo alla natura così, in notturna, esatto, perché adesso attacca a far buio, io mi sono portato via le torce della light e facciamo sta roba. Ah sì, caro diario, all'epoca avevo appena compiuto 40 anni e da più di 20 anni ste robe mi facevano impazzire, cioè di fare le robe con calma, quindi anche le camminate a volte mi piaceva farle, ma con estrema calma, i giri in bicicletta quasi a passo d'uomo, li ho sempre adorati, però quasi a passo d'uomo, in modo tale da fermarmi tutte le volte che volevo per ammirare un fiore, una pianta, uno scoiattolo, un panorama, e non percepire la fatica. Cioè, questi giretti qua io da non allenato mi facevo 120 km al giorno. Era un camion americano vintage che ti interessa sta roba. No, mi ero fermato un attimo a vedere, in area camper a pagamento, c'è scritto di chiamare sto numero qua per entrare, ci dico qua, ma che se il coso qua vedi tu, a sbarati là a basso, secondo me te può entrare da qua, una massa vedi tu, secondo me, dopo non so se vengono a controllare, boh. Ora Cesco, le tiny house che volevi, solo che vedi devi vestirti o da bue o da asinello o da Madonna o da Giuseppe o da Gesù Bambino, ma ti Gesù Bambino te vede male. Era il pino silvestre, non è proprio come pubblicità. Voglio vedere poi fare ste robe di notte e ritorno, deve essere una figata assurda. Ovviamente non potrò riprendere perché adesso ho il telefonino. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me,
veramente poco per sentirsi l'uomo più ricco del mondo, perché fa conto, cioè io mi sono preso le cipolle di Tropea, no, le cipolle rosse, le cipolle di Tropea, se un'altra roba, fidate. Sono ancora che le penso, c'è stata proprio un'esperienza che per quanto può sembrare banale, comunque è un piacere, no? Perché ripeto, mi sto con Epicuro, che diceva che tutto a fine gira intorno al piacere, no? Che sia una bella pinzata o una Ferrari o un piatto qua segue di Tropea, se il piacere ha un certo livello di compiacimento, no? Ok? Se stessa roba, cioè a me ad esempio il Ferrari non me ne c'è un cazzo, cioè proprio, anzi, mi daria anche fastidio, disagio andare via col Ferrari, però mangiami sta bella cipolla di Tropea cruda, mamma mia, l'ho ancora qua. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.